Ad Agrigento successo di partecipazione e di consensi nell'ambito della rassegna del Teatro da Camera per Lia Rocco con La fine dell'alfabeto, un itinerario scenico nell'universo dell'amore insieme a Rosa Maria Montalbano, Francesco Naccari, Gian Domenico Vivacqua, Antonio Zarcone, le musiche di Angelo Sanfilippo e con la direzione artistica di Mario Gazziano e Giuseppe Adamo. Maria Grazia Castellana. I ciclopi fornivano a Zeus saette e fulmini che fabbricavano nelle loro officine che si trovavano nei crateri dell'Etna. Ah, erano però non solo fabbri, ma anche inventori geniali, e pastori e contadini. Insomma, il magico teatro di Lia Rocco. La grande Lia Rocco è salita sulla pedana della terza stagione di Teatro da Camera all'Empedocleo di Agrigento con la direzione artistica di Giuseppe Adamo e Mario Gazziano. Lia Rocco ha proposto allo strabocchevole pubblico presente il suo stile teatrale sentimentale, lirico e spirituale, magico appunto. La magia dei sentimenti insinuanti ed insinuati che colpiscono e feriscono l'animo di ciascuno spettatore, avvolgendolo, coinvolgendolo, ammaliandolo. Piccola e prepotentemente appassionata, Lia Rocco ha viaggiato con le parole nel mondo della poesia e delle tradizioni popolari, proponendo una tavolozza di sentimenti e passionalità fortemente realistica e a tratti onirica. E correvano intense ed emotive le sottili intenzioni di Brecht e di Aulin, Alda Merini, Blixen, Emily Dickinson e tante altre voci del sentimento che conducono al tema dell'amore universale. Uno spettacolo emozionante e coinvolgente che conferma il successo della fortunata formula del Teatro da Camera giunto al 22esimo spettacolo esclusivo. E con Lia Rocco i suoi preziosi ospiti, un'intensa ed elegante Rosa Maria Montalbano, un misurato ed efficace Francesco Naccari e poi le suggestive note della fisarmonica di Angelo Sanfilippo e la voce possente e emozionante di Antonio Zarcone. Un teatro magico, di magie e di trasfigurazioni emotive, con le belle pitture di Annibale Carracci con Polifemo e Galatea, e di Renato Guttuso con la leggenda di Colapesce e le straordinarie ceramiche di Simone. Applausi intensi e commossi. Quando non ti riconosce o mi scambia per sua madre che è morta giovane, quando gli mancano le parole, quando si è spento